Sardex è il primo circuito di credito commerciale della Sardegna, cui aderiscono imprese e professionisti che si scambiano fra loro beni e servizi usando un'unità di conto digitale. Oggi, replicata in 10 regioni italiane, ha oltre 3.500 iscritti al circuito nell'isola e oltre 7.000 in Italia, ha transato oltre 120 milioni di euro in beni e servizi. Un'azienda nata nel 2009, che oggi ha 70 dipendenti e oltre 1.900 collaboratori, viene raccontata da Giuseppe Littera agli imprenditori e ai professionisti in Banca d'Italia per la presentazione del rapporto annuale 2016 sull'economia sarda. Ci sono canali di finanziamento di più diversi, tradizionali, complementari, alternativi, c'è di tutto. Stranamente sembra che anche questo tutto non sia abbastanza. A questo punto mi sono posto la domanda che forse quello che manca, e soprattutto ai giovani, e mi dispiace, è il coraggio. Il coraggio di semplicemente buttarsi, come nel nostro caso, nel nostro piccolo abbiamo fatto noi. Ergo indi per cui quello che è il mio messaggio ai giovani è risolto in questi tre pallini, e cioè che è tutto da fare. Tutto, c'è un sacco da fare. Poi, personalmente, io il bicchiere lo vedo, sarò assettato, ma lo vedo sempre mezzo pieno e continuerò a vederlo mezzo pieno per un bel po', credo. L'altro punto è che il tempo non aspetta, e in questo mondo che corre veloce, anche proprio per il fatto che conosciamo l'assenza, dovremmo correre più veloci degli altri. E soprattutto, come diceva Leonardo da Vinci, che io stimo tantissimo, chi cerca trova. E spesso non si cerca in Sardegna ci si arrende, è troppo difficile, è sempre qualcosa. In fondo, quello che è stata la nostra esperienza è stata un'esperienza di ricerca, e mi scioccano i dati sulla spesa privata delle imprese in ricerca. Perché noi personalmente, come azienda, dal primo giorno, tutto quello che abbiamo fatto era ricerca a rischio altissimo, a rischio di non cavarne un ragno dal buco. Però abbiamo cercato e abbiamo trovato dei modi, delle strade. Poi, ultimo punto che è molto importante, che sembra criptico, ma non lo è. Fondamentalmente quella è una struttura a rete, è un reticolo. E non rappresenta solo internet come siamo abituati a immaginarlo, è quello che anche qua dentro è presente, le relazioni. Le relazioni sono dei link che in italiano si chiamano vincoli, e la parola vincoli la preferisco alla parola link, che link è sì, click, no, un vincolo è un'altra cosa, è un rapporto, è qualcosa di più. E soprattutto questo tipo di strutture hanno la proprietà, spesso, di saltare non per gradi lineari. Io infatti ho messo 0, 1, che è lo step più difficile di ogni rete.